Temperature molto elevate, un grande crepaccio che sembra allargarsi e una notevole quantità d'acqua che entra nella spaccatura del ghiacciaio. Preoccupa la situazione della Marmolada dopo il crollo del 3 luglio e sono ore decisive per valutare quali potrebbero essere gli scenari e le misure da prendere di conseguenza. Gli esperti della provincia di Trento sono al lavoro, ma sul versante bellunese della montagna monta la rabbia. Il sindaco di Roccapietore non nasconde la preoccupazione alla notizia che sta circolando della possibile chiusura della Marmolada per tutta l'estate. Sarebbe anche bello che la parte trentina si interfacciasse con la parte veneta per cercare qualche scelta condivisa. Questo non mi sembra stia molto succedendo, ma a me pare che la parte veneta con la funivia di Malgacciapela ben poco abbia a che vedere con la zona del ghiacciaio dove ci sono problematiche. La Marmolada è la più grande montagna delle Dolomiti e l'area del ghiacciaio, quella attualmente chiusa e potenzialmente a rischio, rappresenta solo una parte piccola dell'intero massiccio. A mio parere la parte veneta della Marmolada rimane e rimarrà aperta, così come la Valle Ombretta, la Valle di Franzedaz, tutta la zona di Malgacciapela, il Passo Padon, la seggiovia che va su appunto al Passo Padon, la ferrata delle trincee, tutta quella zona che non è interessata dalla questione del ghiacciaio della Marmolada. Non vedo perché debba chiudere, perché sta passando un messaggio completamente sbagliato.